Salve a tutti, siamo tornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Abbiamo visto una Sicilia, compresa anche la Calabria, insidiate da forte maltempo con accumuli che hanno anche superato i 200 mm, pensate. Quello che accadrà invece la giornata di domenica, come vedete nel dettaglio, sarà comunque generalmente nuvoloso quasi dappertutto, se non con qualche schiarita sulle Alpi orientali e la Liguria. Comunque avremo delle nevicate, comunque di debole intensità, attorno ai 800 metri di quota sulle Alpi occidentali. Anche qui sulle zone interne del centro e soprattutto su quelle tirreniche assisteremo a qualche piovasco, soprattutto tra la Toscana e il Lazio, mentre al sud ancora instabilità, soprattutto sulla Sardegna, molto più colpita quella orientale. Qualche pioggia attesa anche sulla Puglia e sulla Sicilia centro-occidentale, ma comunque senza precipitazioni di rilievo altrove. Questo per un piccolo minimo depressionale situato sulla Sardegna, che continuerà a viaggiare verso nord per poi indebolirsi, e assisteremo poi il vero sblocco delle perturbazioni di piogge atlantiche, quindi a uno sblocco di una circolazione atlantica che affluirà anche sul nord Italia e arriverà proprio per colpire le regioni settentrionali a partire dalla serata di mercoledì, così dalle ultime proiezioni, e così sembra confermato. Ma andiamo a vedere invece la giornata di lunedì, come inizierà la settimana. Ancora dei piovaschi che colpiranno in modo particolare, come vedete, il versante tirrenico, in modo particolare a partire dal Lazio fino alla Toscana, e ancora una volta il Piemonte e sulla Liguria e la Lombardia occidentale. Queste le aree più colpite, lungo le coste ovviamente vi dicevo tirreniche, ma altrove non avremo conseguenze. Però a causa di un piccolo minimo depressionario che si andrà a instaurare sul Mar Ionio avremo delle precipitazioni per quanto riguarda la Puglia, soprattutto su Bari, anche lungo le coste della Basilicata, e poi anche sulla Calabria ionica sarà colpita quindi da delle piogge comunque di moderata intensità. E ovviamente per quanto riguarda anche la giornata di martedì continueranno dei deboli fenomeni, non solo sulle zone tirreniche e quindi ancora una volta su parte del sud, ma con piovigini sparse possibili anche sulla Val Padana, così come è possibile anche per la giornata di lunedì, per l'aumento di umidità e la risalita quindi di questo minimo depressionario che ora non avrà più potenza e quindi causerà queste deboli precipitazioni ancora una volta, soprattutto lungo le coste tirreniche, come vedete dalla grafica. Poi per la giornata di mercoledì, come vedete, il maltempo sarà molto probabile a partire dalla serata dai settori occidentali. Poi dalla nottata di giovedì avremo delle precipitazioni diffuse su tutto il nord Italia, compresa anche l'Alta Toscana, mentre altrove il tempo sarà stabile. Almeno questa la evoluzione prevista, che tuttavia è ancora da confermare, ma che al momento ha un buon grado di realizzazione. Diversamente al centro-sud arriverà un'ondata di caldo, mitezza assoluta e stabilità, quindi vedremo quello che succederà nei prossimi aggiornamenti. Seguiteci sempre.